Taglio del nastro a Sestri Levante per 3 nuovi autobus che da oggi entrano a far parte del parco mezzi di ATP. Se per il nuovo pulmino per il trasporto scolastico che sarà impiegato nel comune sestrese l'alimentazione è quella classica con motore diesel, molto più innovativi sono gli altri 2 autobus 12 metri che puntano al rispetto dell'ambiente con i loro motori elettrici ad alta potenza. Saranno impiegati nella tratta Chiavari-Sestri Levante. Sono mezzi totalmente, diciamo così, elettrici dal punto di vista della trazione, perché il motore diesel serve esclusivamente per produrre l'energia elettrica. Quanto sono costati? L'investimento dell'azienda è stato molto basso, si parla di 4-5 mila euro perché le risorse erano disponibili sul bando Consip. Noi abbiamo dovuto integrare soltanto con alcuni accessori che non erano previsti in base. Il valore del bando di gara di questi mezzi che a bando di gara Consip, quindi roba negoziata a livello centrale, è significativamente elevato perché stiamo parlando di 396 mila euro macchina. 2 mezzi che verranno attualmente impiegati su che tratte? Allora, i mezzi verranno impiegati sulla tratta Sestri Levante, Lavagna, Chiavari in andata e ritorno, quindi in un centro abitato di grande pregio per rispettare l'ambiente. Questo è il primo passaggio, poi abbiamo quello Recco-Camogli, abbiamo il fiore all'occhiello della Perla Rapallo-Santa Portofino e l'altro che è il Recco Genova. Tra i mezzi inaugurati anche un nuovo pulmino che verrà impiegato per il trasporto scolastico del comune di Sestri Levante. È un servizio molto corposo, per solo la città di Sestri Levante riguarda 400 famiglie che serve insomma un po' tutti gli ordini di scuola e quindi insomma credo che riuscire a dare mezzi adeguati, perché sono mezzi su cui i bambini a volte passano insomma quasi mezz'ora del loro tempo, sia molto importante e quindi davvero oggi è una bella giornata.